Un morto e un disperso a largo di Sistiana, in mezzo al golfo di Trieste, spazzato dalle raffiche di Bora. E questo è il temporaneo bilancio dell'affondamento di un gozzo con 2 persone a bordo, padre e figlio, entrambi trevigiani di Tarzo, nell'Alta Marca. L'imbarcazione da pesca è affondata. Non è ancora chiaro se a causa di un guasto o di un incidente. Di certo le raffiche di vento con punte a 80 all'ora non hanno aiutato i naufraghi. Il corpo senza vita del padre ottantenne è stato ritrovato nel primo pomeriggio a 2 miglia circa dalla costiera triestina a largo del castello di Duino. A bordo dello scafo, nel trasferimento sulla rotta Caorle-Monfalcone, c'era anche il figlio cinquantenne che risulta ancora disperso. Le operazioni di ricerca di Capitaneria di Porto, di Monfalcone e Trieste, ma anche dei vigili del fuoco con mezzi nautici e l'elicottero decollato da Venezia, sono andate avanti senza sosta fino al tramonto. Quindi è stato fatto il punto sul possibile proseguio nottetempo. Le condizioni meteomarine sono pessime e la scarsa visibilità consente di poter vedere ben poco senza la luce diurna. A quanto si apprende, a dare l'allarme è stato il responsabile di un cantiere navale di Monfalcone dopo aver ricevuto una telefonata dalle 2 persone a bordo, l'SOS con cui si riferiva dell'emergenza in corso e che l'imbarcazione stava affondando.